Messico fatale ad un 55enne a Vedelago. L'uomo è rimasto schiacciato dal basculante del suo garage, guasto da tempo, doveva essere riparato proprio domani. L'omicidio del 22enne Francesco Favaretto a Treviso, rinviati a giudizio i 4 imputati. Mio figlio piange da quel giorno, racconta la madre di un 18enne, un altro chiede la giustizia riparativa. A Fregona il sindaco scopre che in una casa fatiscente chiusa da anni vivono almeno una decina di extracomunitari in condizioni precarie, si sospetta un caso di caporalato. La politica regionale Giuseppe Dalben, direttore generale della Sanità Padovana e Bellunese, scarta l'ipotesi di una sua nomina nella nuova giunta Stefani. A ring il neopresidente parla di una squadra pronta all'80%. Inaugurato il reparto di radioterapia nella nuova cittadella sanitaria con 5 nuovi acceleratori da oltre €1 milione l'uno, pazienti sempre più giovani. Magnolia abbattuta dal comune in piazza Duomo, si scatenano le reazioni social, ma l'assessore di reparto Manera ribatte: albero malato, basta polemiche. Pubblicati i bandi per la costruzione del velodromo di Spresiano Cantieri a gennaio, opera sarà pronta entro il 2028, presentata anche la nuova ciclopedonale che collegherà Treviso al futuro impianto. Ad Altivo festa per i 107 anni del nonno degli alpini, Alfredo Visentin. Domani a fargli gli auguri arriverà il presidente nazionale Sebastiano Favero. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Dunque questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio che riguarda il servizio militare. È giusto introdurre una leva volontaria? Vedete, se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nella nostra trasmissione in prima serata a Ring. Ed ora una notizia arrivata poco fa in redazione: colpito da un malore. Oggi nella sua abitazione di via Manin a Treviso è morto l'imprenditore Nicola Tognana, 73 anni, della nota famiglia di industriali della ceramica. Sposato con Maria Paola, lascia 3 figli. Tognana, presidente e amministratore delegato del gruppo industriali di famiglia, è stato presidente della Camera di Commercio di Treviso e ai vertici dell'Associazione Industriale Provinciale e membro del direttivo di Confindustria Nazionali. I funerali saranno celebrati venerdì mattina in Duomo a Treviso. E continuiamo con la cronaca. Un tragico incidente ha sconvolto questa mattina la comunità di Barcon di Vedelago. Luca Trinca, 55 anni, è rimasto schiacciato dal basculante del suo garage, guasto da tempo e programmato per essere riparato proprio domani. Un'immane tragedia per questa comunità, per la comunità di Vedelago, per la comunità di Barcon. Stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo, quando forse una perdita di equilibrio o una presa mancata hanno trasformato un gesto quotidiano in una tragedia. Il pesante portone è precipitato all'improvviso, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. In pochi istanti quel garage si è trasformato in una ghigliottina mortale. L'incidente è accaduto intorno alle 7:30 in via Pola a Barcon di Vedelago. A perdere la vita è stato Luca Trinca, di 55 anni, trovato ormai senza vita. Il portone, che da tempo presentava problemi, avrebbe dovuto essere riparato poche ore dopo da un tecnico. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il corpo e ha avvisato immediatamente i vicini. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione avrebbero ripreso l'intera dinamica, confermando l'assenza di responsabilità di terzi. La procura di Treviso è stata informata dell'accaduto e valuterà l'apertura di un fascicolo per accertamenti di rito. Luca Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah. Il padre, Pier Giorgio, era scomparso 7 anni fa. L'uomo era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Era una brava persona, ci sono rimasto molto male, l'ho sentito appena adesso. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, visibilmente colpito dalla tragedia. È una immane tragedia per tutta la comunità di Vedelago, perché credo che abbiamo perso un ragazzo di 55 anni, quindi credo che ci sia poco, anzi nulla da dire, quindi sono anche molto scosso perché, come voi sapete, io abito qui, abito 50 metri da qui, una persona che con la mia famiglia, le nostre famiglie sono legate da tempo, quindi è veramente difficile per tutti quanti noi, in modo particolare per me, affrontare questa cosa.
Ed ora parliamo dell'omicidio di via Castelmenardo, udienza preliminare. I 4 imputati sono stati rinviati a giudizio. In aula Ade e Ozuna, i 2 ragazzi che si trovano ora in carcere. La mamma di Ozuna: mio figlio piange da quel giorno. Ade vuole la giustizia riparativa, un contatto con la madre della vittima. Guardano verso i loro familiari, poi testa china, ascoltano quello che gli avvocati dicono in udienza preliminare. Sono Ade e Ozuna, i 2 ragazzi giovanissimi in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, colpito con calci e pugni e accoltellato a morte a scopo di rapina. Ed è quella la grave accusa a cui sono chiamati a rispondere loro ed una ragazza tra ora e 20 anni. Il quarto imputato invece è un giovane moldavo accusato di rapina aggravata in concorso. Per lui è stato chiesto ed accolto, il reato è meno grave, il rito abbreviato. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio per omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata in concorso. Oltre ad aver picchiato e colpito con coltelli e pezzi di vetro la vittima, l'hanno anche rapinata dello zainetto e del cellulare. La mamma di Ozuna parla con noi, è disperata per quello che è accaduto. È molto dispiaciuto, anzi prega tutti i giorni per quello che è successo. Purtroppo è successa una tragedia di cui... è una tragedia e basta, è molto dispiaciuto. Quello che pensiamo tutti è che bisogna pagare per quello che è successo, però ognuno per quello che ha fatto. Piange, ci dice la mamma. Suo figlio che cosa le dice quando la vede? Mio figlio è molto dispiaciuto, piange, e poi è un bambino, è un ragazzo, poi ha 19 anni. E sta pregando tutti i giorni, non solo per lui ma anche per Favaretto, così. Un sospiro e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima. L'udienza in Corte d'Assise è prevista per il 28 gennaio. Loro per ora rimangono in carcere. Per questo delitto, oltre ai 4 ragazzi maggiorenni, sono imputati anche altri 6 minorenni. Uno di loro è stato condannato ad 8 anni di carcere. Per gli altri 5, 4 si trovano in struttura di comunità. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza preliminare. E continuiamo a parlare dell'omicidio di via Castelmenardo perché è stata rigettata la richiesta degli avvocati di escludere l'aggravante dell'omicidio a scopo di rapina. L'udienza è iniziata alle 10, a parlare gli avvocati difensori dei 4 ragazzi. 3 sono accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata, il quarto deve rispondere solo di quest'ultimo reato. Tutti rinviati a giudizio. Un omicidio avvenuto nel cuore di Treviso, in via Castelmenardo, il 12 dicembre 2024. La vittima, Francesco Favaretto, colpito ripetutamente, morì 11 giorni dopo la violenta aggressione all'ospedale di Treviso. Durante il dibattimento i legali hanno chiesto fosse esclusa l'aggravante. Abbiamo chiesto di escludere l'aggravante del nesso teleologico che lega il fatto di rapina all'omicidio, ritenendo sostanzialmente che non vi fosse una programmazione, una preordinazione nel commettere l'omicidio al fine di impossessarsi dello zaino e del cellulare del povero Favaretto. In particolare l'impossessamento di questi beni è pacificamente avvenuto per un'azione estemporanea di alcuni dei soggetti che erano presenti sulla scena del crimine. Il GUP di Treviso, Cristian Vettoruzzo, ha rigettato questa richiesta, quindi per i 3 per ora nessun rito abbreviato. Diversa la situazione del ragazzo macedone che risponde solo di rapina aggravata e che può accedere al rito alternativo che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Gli altri 3 rischiano l'ergastolo. La pena massima prevista per questo tipo di per l'omicidio così aggravato, chiaramente poi possono incidere anche altri fattori, le cosiddette circostanze attenuanti, l'incensuratezza, la giovane età e altri elementi che andremo a proporre davanti alla Corte d'Assise che ovviamente potrebbero abbassare quello che è il limite di pena previsto per questo reato. Ade, 19 anni, prima dell'udienza ha voluto parlare. Mi dispiace, ha detto davanti al GUP, non volevo finisse così. A parlare per Ozuna, 18 anni, il suo avvocato. Il mio assistito è sicuramente molto preoccupato per l'esito di questo processo. Parliamo di un soggetto comunque appena 18enne che affronta un processo per omicidio aggravato che va incontro al rischio di una pena edittale, di una pena massima dell'ergastolo, però è anche fiducioso del lavoro che stiamo svolgendo e sicuro di riuscire a provare quello che è stata la sua
sua reale partecipazione a questo episodio. I legali hanno chiesto per i 2 giovani in carcere una misura alternativa. Abbiamo chiesto gli arresti domiciliari ritenendo che dopo un anno di massima misura cautelare gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico siano una misura sufficiente per impedire il rischio che si ripetano questi episodi, tenuto conto soprattutto del fatto che non c'è nessun tipo di aggregazione possibile come è successo durante questo episodio criminoso con altri soggetti, e quindi il rischio di recidiva e che si ripeta un reato così grave è sicuramente ridotto. Il giudice su questo si è riservato. Ed ora parliamo di un altro delitto, quello di Castelfranco. Disposti dalla procura nuovi accertamenti sui coltelli rinvenuti sul luogo del delitto. Ucciso durante una rissa Lorenzo Cristea, 20enne di Trebaseleghe. Teatro dell'omicidio avvenuto il 4 maggio scorso via Pagnano, una strada nei pressi del Playa Beach di Castelfranco. La vittima, Lorenzo Cristea, 20 anni di Trebaseleghe, raggiunta durante una rissa da 6 fendenti. In carcere per questo delitto Badr Rouagi, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Taha Bennani, 22 anni, dagli avvocati Fabio Targa e Paola Miotto. La procura nelle ultime ore ha disposto ulteriori accertamenti sui coltelli rinvenuti nel luogo della tragedia. 2 sono stati trovati ore dopo in un campo vicino e senza impugnatura. L'attenzione è invece rivolta ad un coltello ritrovato proprio lungo via Pagnana, che potrebbe essere l'arma del delitto. I nuovi accertamenti dovranno determinare con esattezza eventuali tracce di DNA. Intanto rimangono a Santabona i 2 giovani di origine nordafricana accusati di omicidio volontario, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha indagato a piede libero per reato di rissa i 7 amici della vittima presenti quella notte. Un delitto che era stato ripreso con un cellulare da un testimone. Una rissa fra 2 nordafricani e gli amici di Cristea, nata per una lite avvenuta prima dentro il locale e poi terminata nel sangue lungo la strada. Un operaio è caduto dal tetto di uno stabilimento, un volo di quasi 7 metri. Il giovane 22 anni è stato miracolato. L'infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina nel comune di Spresiano, in via Senatore Fabbri. Da una prima ricostruzione l'operaio stava effettuando lavori di ripristino della copertura di uno stabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso e sanitari del SUME 118 che hanno stabilizzato il ferito e trasportato in ospedale con l'ambulanza. Per accertare il grave incidente lo Spisal ed i Carabinieri. A Fregone il sindaco scopre che in una casa fatiscente chiusa da molti anni vivono da qualche tempo almeno una decina di extracomunitari in condizioni estremamente precarie e si sospetta un caso di caporalato. Sindaco, ma qui potrebbe esserci un caso di caporalato? Ma ci sono indagini in corso, io non è competenza mia cercare queste cose qui. Certo che vanno, vengono, non si sa che orari, non si sa niente, partono il mattino alle 6, tornano a sera tardi, mi pare che qualche cosa forse ci sarà. Forse un caso di caporalato, di sicuro di lavoratori irregolari se non clandestini, dietro la presenza in questa casa fatiscente di un numero imprecisato di extracomunitari scoperto dal sindaco Giacomo De Luca dopo insistenti segnalazioni dei vicini. Siamo a Borgo Luca di Fregona, ai piedi del Cansiglio. Qui tutti si conoscono e conoscono bene le case dove non ci abita più nessuno da tempo. E qui da almeno 30 anni nessuno ci ha messo più piede fino a quando un'oriunda italiana ha acquistato l'immobile. La signora che ha fatto la richiesta d'alloggio ha scritto solo che era proprietaria, ma non mi ha detto come, cosa. Mi ha fatto la richiesta d'alloggio, non mi ha detto quanti ne venivano, chi non veniva, dopo che sono venuto, quanti ne venivano. E chi erano questi signori qua? Beh, insomma, può portare in paese 7-8 persone senza che l'autorità pubblica lo sappia, perché sennò... Perché è stato personalmente il sindaco ad andare a vedere cosa stava capitando là dentro. Sono venuto a vedere dove dormivano, ho visto il posto e non mi va bene. Ma lei è venuto qui con i carabinieri? Anche ho chiamato i carabinieri perché questi signori qua non volevano farsi riconoscere. Dopo, quando sono arrivati i carabinieri, sono scappati. Che ci sia molto che non torna lo descrive il sindaco stesso. Non può essere con la bombola del gas fuori di casa che si salta a parare qualcosa, la luce deve essere a posto, il bagno deve essere a posto, il riscaldamento ci deve essere, è una cosa indegna. Una situazione che ricorda il caso di caporalato scoperto l'anno scorso in una casa fatiscente di Negrisi e di Ponte di Piave. Qui però si tratterebbe di lavoratori all'interno di un allevamento avicolo della zona. Ma quelli che lei ha trovato qui, che nazionalità erano? Sono di nazionalità marocchine, lavorano tutti per un'azienda, non so come, ma non è competenza mia.
e non si sono fatti riconoscere, non hanno dato né carta d'identità né niente. Ma poi sempre gli stessi oppure a rotazione? Ma io ne ho visti 7-8 che giravano, da volta sono 5, di volta sono 6, di volta sono 10, non si sa. Numeri in una casa che può accogliere al massimo 4 persone, altro segnale sospetto di una situazione dove c'è stretto legame tra la proprietà dell'immobile e cooperativa che gestisce il lavoro sugli allevamenti. Per questo il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro per fare luce sull'intera vicenda. Intanto oggi ha provveduto a dare un freno a queste presenze irregolari. E non voglio che stiano qua. Ho mandato proprio oggi una lettera in cui dico che la richiesta di alloggio è inidonea, non va bene e che faccia la nuova idea con tutti i carismi e dopodiché appena facciamo la verifica gli dirò sempre di no, perché la cosa non è ammissibile che la gente alloggi in questo posto. Ed ora la politica. Giuseppe Dalben, direttore generale della Sanità Padovana e Bellunese, scarta l'ipotesi di una sua nomina nella nuova giunta di Alberto Stefani al Ring. Il neopresidente Stefani parla di una squadra ormai pronta all'80%. Non ne so niente, con me non ha parlato nessuno e quindi io continuo naturalmente a lavorare a Belluno e a Padova. Il suo nome era stato dato in pole position per l'assessorato chiave della nuova giunta regionale che il presidente Alberto Stefani si appresta a nominare, quello alla sanità. Ma Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedale di Padova e attuale commissario dell'Ulsuno Dolomiti, risolve il tema con un sorriso e aggiunge: Penso sia una notizia completamente priva di fondamento, non mi scompongo, nel senso che continuo a lavorare sia su Padova che su Belluno, concentrato su quelli che sono i progetti importanti che si stanno sviluppando su Padova e Belluno. L'ho letta anch'io questa cosa, ci ho fatto una risata sopra. Dalben si chiama dunque fuori da una squadra che tuttavia sarebbe già pronta all'80%, come ha assicurato lo stesso Stefani al Ring. Sarà una giunta rinnovata al 100% o 90%? Io credo che non si debba per forza cambiare sempre il mondo dall'inizio alla fine. Credo sia assolutamente fondamentale anche valorizzare l'esperienza amministrativa e fare un giusto, come possiamo dire, un giusto accordo tra esperienza, innovazione. Come dire, oltre a Valeria Mantovan, anche Francesco Calzavara, delega delicata come quella del bilancio, è vicino alla riconferma. D'altronde sono gli unici volti che potrebbero risiedere a Palazzo Balbi, visto il limite dei mandati agli assessori, tema già caldo prima del voto. Io sul terzo mandato sono sempre stato d'accordo, ho fatto la proposta di legge in Parlamento, l'ho ribadita pubblicamente più volte sia sugli assessori che sul Presidente, però sono scelte della coalizione. Ovviamente in questo momento non stiamo parlando di questo, stiamo parlando ovviamente della composizione di una giunta di qualità e faremo le scelte migliori. Ma non c'è solo la giunta, cruciali saranno le nomine dei presidenti di commissione, mentre sul fronte gruppi consigliari Stefani apre all'ipotesi dello sdoppiamento del Carroccio. Diciamo che in Consiglio regionale ci sono sempre stati 2 gruppi da noi, no? Sì. Quindi non sarebbe una novità. Ma a lei piacerebbe? Faremo le valutazioni con i consiglieri eletti, sicuramente faremo anche delle scelte di prospettiva. Ieri sera al Ring le prime parole del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo dopo giorni di polemica nei suoi confronti successive al voto. Un De Carlo che ribatte, analizza l'esito delle urne e si toglie qualche sasso dalla scarpa. Nella vita, sempre in qualsiasi contesto, mi sono assunto responsabilità che a volte non avevo, giusto perché ritenevo che chi fosse il leader in quel momento dovesse farlo. E quindi non scapperò neanche questa volta se dovesse essere una responsabilità in più da prendersi. Pronto all'eventuale plotone di esecuzione se alla fine, come sembra, il commissariamento arriverà. Pronto ma con il petto in fuori il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che in una settimana di post-voto si è visto arrivare addosso diverse frecce avvelenate dal suo partito. Vede alla voce Elena Donazzan, proprio a Ring. Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. E allora De Carlo parla, ribadendo ciò che aveva detto a caldo subito dopo il voto, che i meloniani non avessero il candidato governatore, decisione presa peraltro a Roma, e nemmeno un governatore uscente come Zaia capace di far registrare cifre che nessuno, a partire dagli analisti, si attendeva di questa portata. L'unico forse, e qui c'è una pecca sì, di aver suggerito io alla Lega in tempi non sospetti e aver detto se avessi un fuoriclasse come Luca Zaia io lo schiererei capolista in tutte le province, ma era nella natura delle cose, era una cosa naturale. E, sottolinea, nessuno pare ricordare i dati positivi per Fratelli d'Italia, a partire dai voti.
sono raddoppiati rispetto al 2020, quasi raddoppieremo il numero degli eletti, con un accordo fatto prima delle elezioni aumenteremo la nostra rappresentanza in giunta. Potevamo fare meglio? Tutti possiamo sempre fare meglio, però se guardiamo l'incidenza delle preferenze, anche al netto delle preferenze per Luca Zaia, Fratelli d'Italia ha dato più preferenze ai propri candidati. Significa che le liste scarse non erano, anzi erano liste molto forti. Cos'è mancato? È mancato il voto d'opinione. Quello che alle politiche alle europee si sposta su Giorgia Meloni e quello che alle regionali è rimasto sul partito che poteva candidare il governatore. E a proposito di liste, il sasso che si toglie dalla scarpa riguarda proprio quell'area vicentina alla quale appartiene Elena Donazzan. La provincia di Vicenza, tra l'altro, è l'unica provincia che ha portato, ma è l'unica provincia che ha riunito il coordinamento e che ha scelto i 9 all'unanimità. Quindi quei 9 che sono stati scelti con il voto di tutti, tant'è che doveva essere la provincia che esprimeva il risultato più forte. Invece? No, invece mi pare che sia in linea con il risultato regionale. Basteranno le analisi a evitare la resa dei conti? E credo che a pochi interessi il destino della leadership di Fratelli d'Italia, tranne a chi magari ha in qualche maniera un interesse diretto. Di ricoprirla al suo posto. Io invece, siccome sono abituato a non giudicare, ma soprattutto un'altra cosa che io non farò mai, né sotto né sopra. La cultura dello scaricabarile non fa parte della mia cultura. Ed ora parliamo dell'aumento delle tariffe a Treviso. Parlano Dania Sartorato, presidente provinciale di FIPE Confcommercio, e Stefano Camarotto, presidente degli artigiani. Entrambi si dicono delusi e pronti al confronto con il sindaco. Come categoria noi chiediamo che almeno gli aumenti abbiano una ricaduta sensibile per i pubblici esercizi in termini di verde, di arredo urbano e di decoro della città, in maniera che almeno ci sia una compensazione dei costi maggiori con un vantaggio in termini di fruibilità della città. Non nasconde il malumore, ma almeno chiede una compensazione. Dania Sartorato, presidente dei pubblici esercizi, uno dei settori più penalizzato dai nuovi aumenti cittadini che partono dal 1 gennaio 2026, aumenti che non prevedono più la sosta gratuita nella fascia pranzo. Sicuramente le esigenze di bilancio le possiamo comprendere, chi non le comprende. Il tema vero è che ci troviamo così con una sorpresa sotto Natale, proprio come un pacco, senza che nessuno di noi abbia la percezione di averne minimamente discusso, con modalità che coinvolgono molte categorie. Nel caso specifico dei pubblici esercizi, chiaramente rimuovere la pausa pranzo libera nei park è un fatto che penalizza moltissimo. L'amaro in bocca resta anche per la mancata concertazione con il sindaco e la giunta, e se Cassugana giustifica gli aumenti con l'adeguamento delle tariffe dopo anni di stasi, la visione della FIPE è netta, la situazione è critica e soprattutto contraria ai proclami del primo cittadino. Vanno nella direzione della valorizzazione della residenzialità in centro, e quindi gli aumenti agli asili stridono, vanno incontro alla favorire lo shopping e chiaramente il parcheggio a pagamento in ogni ora della giornata, anche questo, e poi appunto la ristorazione, che in questo caso appunto rappresento, che chiaramente è favorita da una pausa pranzo con parcheggi liberi e viene fortemente penalizzata dal passaggio a pagamento a tutte le ore. L'inflazione galoppante e i salari non adeguati diventano quindi un problema da affrontare con i nuovi rincari che peseranno su famiglie e imprese. Gli aumenti dei buoni pasto, gli aumenti degli asili nido, dei trasporti a fine anno hanno un'incidenza pesante in questo periodo che è molto duro per le famiglie. Ringrazio il sindaco Mario Conte e l'amministrazione comunale. Novità di qualche ora ci ha invitato a un confronto con tutte le associazioni di categoria per discutere su questo argomento. Pubblicazione tardiva della delibera dopo il voto, mancata concertazione con le categorie e batosta per le famiglie. Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso ed ora consigliere regionale dell'opposizione, attacca la giunta sui rincari delle tariffe di parcheggi, asili, mense e palestre.
Il fatto di aver adottato una delibera e poi la pubblicazione successiva alle elezioni, ma anche il mancato confronto con le associazioni di commercianti per quanto riguarda la tariffa dei parcheggi, e qui c'è una sonnolenza rispetto a un piano parcheggi, anche si è tornati, qualcuno ha detto, al piano Manildo dopo che finalmente si è chiusa la storia del Parc Vittoria. Mi dispiace molto la mancata concertazione e il fatto che siano state toccate le famiglie in loro diritti fondamentali. Il tema degli asili nido che costano di più e il tema dello sport che costa molto di più vanno in controtendenza invece con un bisogno molto importante della nostra Treviso anche dal punto di vista di prevenzione. Quindi mi ha molto colpito la modalità e mi ha molto colpito anche la difesa piuttosto, non si è spiegato il perché si è arrivati in questo, ma si è cercato di difendere il fatto che ci sia stata questa tardiva pubblicazione. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, inaugurato il nuovo reparto di radioterapia al Cafoncello nella nuova cittadella sanitaria con 5 nuovi acceleratori da oltre €1 milione l'uno. 34.000, quasi 35.000 prestazioni all'anno, una radioterapia numero 1 direi a livello veneto, che grazie anche ai nuovi locali e alle tecnologie diamo sicurezza al paziente, meno dosi di radiazioni di raggi X e soprattutto comfort, che è quello che noi vogliamo perché significa umanizzazione. Si è concluso con 6 mesi di ritardo il trasferimento nella nuova radioterapia dell'ospedale Cafoncello nel nuovo edificio 29 della cittadella sanitaria, ma l'attesa è valsa la pena. 4 nuove macchine a pieno ritmo del valore di oltre €1 milione ognuna e una quinta se ne aggiungerà fra poco per 2.000 pazienti oncologici serviti ogni anno che non sottostanno nemmeno a liste d'attesa. Un fiore all'occhiello che il direttore ferrarese è felice di vedere finalmente a regime. Non abbiamo liste d'attesa perché per esempio una delle mie indicazioni è che il paziente, qui spero non mi uccidano, ma anche se non ha l'impegnativa lo vediamo lo stesso, cioè l'impegnativa è un pezzo di carta, non è una cosa che, chiamiamola così, obbliga il paziente. Senza impegnativa non ti faccio niente. Se il paziente ha necessità, il paziente venga visto, non c'è niente da fare. Oltre alla tecnologia anche una sala d'aspetto con colori pastello e separé arborei, un acquario con pesci, salette riservate per i pazienti che si sottopongono alle cure e anche un po' di cielo sul soffitto per rinfrancare la vista e la fantasia durante gli esami, tutto per alleviare alle persone i momenti molto difficili che devono affrontare. Una squadra composta non solo dai medici e dagli infermieri, ma anche dai volontari che garantiscono continuità di orari e di assistenza. Un centro che si rende necessario per l'alta crescita dei tumori alla prostata negli uomini e alla mammella nella donna, ma soprattutto del colon retto, un dato che preoccupa molto. Questo è abbastanza preoccupante perché deriva da un nostro sistema di vita, quindi una vita sedentaria con un'alimentazione scarsa di fibre e ricca di proteine animali può dare un aumento dei tumori del retto. La buona notizia è che se presi in tempo questi sono tumori guaribili, ma l'età media si sta abbassando e questo è un altro fattore da considerare. L'età media diventa sempre più giovane, abbiamo pazienti di 18 anni con tumore del colon retto, che significa che bisogna stare attenti proprio da giovani nell'alimentazione e nel movimento. Abbattuta una magnolia questa mattina in piazza Duomo, era cariata da un fungo e poteva essere a rischio crollo. C'è una magnolia purtroppo cariata, ha una caria importante all'interno e quindi è andata in classe D e c'è un rischio di crollo. Verrà sostituita da un'altra magnolia, chiaramente non grande come questa perché questa è una magnolia adulta. Dispiace, ma come sempre dobbiamo mettere davanti la sicurezza delle persone perché potrebbe cadere da un momento all'altro. 2 agronomi ne hanno certificato la malattia e purtroppo va abbattuta. Incredulità e sgomento in piazza Duomo in mattinata quando gli operai chiamati dal comune hanno abbattuto una grande magnolia vicino all'ex tribunale. Ma il vice sindaco Manera ne fa una questione di sicurezza. Se infatti dovesse crollare e fare del male ai cittadini, la responsabilità poi ricadrebbe sull'amministrazione. È una carie trasversale legata a un fungo, mi hanno spiegato gli esperti, e quindi non si può fare altro. Ripeto, lo facciamo con grande dispiacere perché sono degli alberi bellissimi
e quindi dobbiamo procedere a malincuore. L'incolumità di tutti noi, se quest'albero cadesse su una macchina, su un bambino, su una persona che cammina, cosa avverrebbe? Peraltro, a dimostrazione di questo, io suggerisco a chi magari ha fatto polemiche un po' stupide per rendersi noto sui social, che si faccia un giro per Viale Cesare Battisti e vede che tipo di vale abbiamo fatto e perché è stato fatto. Critiche infatti sono arrivate via social sotto al post di Alessandra Gazzola, ex assessore al bilancio nell'amministrazione Manildo, ma il vice sindaco ribadisce la volontà di non cedere alle polemiche e di continuare l'opera di salvaguardia del verde e della cittadinanza, assicurando che non saranno abbattute altre magnolie in centro. No, assolutamente, però teniamo conto che in una città con 28.000 alberi, di cui molti vincolati, nel senso che sono di dimensioni importanti, nel naturale esecuzione delle cose, che se 20-30 alberi vengono abbattuti, e avviene purtroppo spesso, dobbiamo farlo. È chiaro che vengono sostituiti, la cosa importante è che vengano sostituiti. Pubblicati i bandi per demolizione e ricostruzione del velodromo di Spresiano, i cantieri si riapriranno a gennaio e l'opera sarà pronta entro il 2028. Intanto nel 2026 partiranno i lavori della nuova ciclopedonale che collegherà Treviso al futuro impianto internazionale. Allora è ufficiale? È ufficiale, sì, state pubblicate le prime 2 gare, la prima importante per la demolizione di quelle opere non necessarie per il nuovo progetto e la seconda per l'assegnazione del progetto esecutivo. Il progetto del nuovo velodromo di Lovadina di Spresiano entra finalmente nella fase operativa. Nel pomeriggio del 1° dicembre sono stati pubblicati i 2 bandi decisivi, uno per la demolizione delle parti non più compatibili con il nuovo progetto, realizzate tra il 2018 e il 2019 dalla ditta Pessina prima del fallimento, e l'altro per la costruzione dell'impianto definitivo. I cancelli del cantiere si riapriranno già a gennaio, quando partiranno le prime demolizioni. L'opera dovrà essere completata entro il 2028 in vista dei mondiali di ciclismo su pista del 2031. Sarà un velodromo di classe 1 all'avanguardia nel mondo, la capienza sarà di 2000 posti, quindi in linea con i grandi velodromi che ci sono in tutte le nazioni evolute nel mondo del ciclismo. E sarà polifunzionale perché deve essere gestibile e sostenibile, si potranno fare diversi sport, sarà adattissimo anche agli eventi e sarà ecosostenibile. Accanto all'opera principale prenderà forma un'altra infrastruttura strategica per il territorio, la nuova ciclopedonale Carbonera Spresiano, inserita nella programmazione del 2026, sarà finanziata per metà grazie ai 2 milioni del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Quindi paradossalmente da nord di Spresiano, dal fiume Piave, si arriverà fino a Jesolo. Quindi un progetto importante, ripeto, di sicurezza urbana, di sostenibilità ambientale, ma soprattutto un progetto turistico importantissimo anche in prospettiva appunto della realizzazione del nuovo velodromo. La pista unirà Treviso al futuro velodromo, valorizzando siti culturali, ricettivi e sportivi lungo il tracciato e collegando il percorso con gli itinerari del Montello e con la storica Claudia Augusta Altinate. La sinergia tra i comuni di Spresiano e Carbonera, insieme al supporto della Regione Veneto, è stata decisiva, ha sottolineato il sindaco Della Pietra. Siamo molto felici anche perché questa nuova opportunità di questa pista ciclopedonale è fortemente legata alla costruzione del velodromo. Gli fa eco il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan. È una pista chiesta dai cittadini che chiedevano maggiore sicurezza in quel tratto stradale e adesso con la valenza turistica è possibile realizzare. Tra la ripresa dei lavori del velodromo e la futura ciclopedonale prende così forma un polo sportivo e turistico destinato a cambiare il volto dell'area trevigiana, attirando atleti, famiglie e visitatori da tutta Europa. L'intera comunità di Altivole ha festeggiato oggi il nonno alpino della Marca. Alfredo Visentin, battaglione Belluno, ha compiuto 107 anni. Alfredo, quanti anni compi tu? 107. Auguri Alfredo! Quando è l'età a fare notizia? Perché Alfredo Visentin, nato il 2 dicembre 1918, oltre ad essere il secondo trevigiano più longevo, è sicuramente il nonno degli alpini della Marca. Una giornata speciale quella di oggi a Casaglia di Altivole, dove vive in maniera autonoma nella sua casa con annesso pollaio e orto che continua a coltivare. A sostenerlo le 3 figlie, Lina, Milena e Diana, dopo la scomparsa nel 2014 della moglie Ida, che aveva da poco tagliato il traguardo dei 99 anni. E tanti saluti
da un vecchio alpino del 7° alpini Battaglione Belluno. Per questo, oltre ai tanti auguri ricevuti oggi dalle penne nere, in particolare del gruppo di Altivore di cui è cofondatore, domani sera riceverà la visita del presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero e del presidente della sezione di Treviso Franco Giacomin. Grazie a tutti per gli auguri dei miei 107 anni. Ed ora la notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale, una notizia che era arrivata in redazione, colpito da un malore nella sua abitazione oggi di via Manin a Treviso. È morto l'imprenditore Nicolò Tognana, 73 anni, della nota famiglia di industriali della ceramica, sposato con Maria Paola, lascia 3 figli. Tognana, presidente e amministratore delegato del gruppo industriale di famiglia, è stato presidente della Camera di Commercio di Treviso e ai vertici dell'Associazione Industriale Provinciale e membro del direttivo di Confindustria Nazionale. I funerali saranno celebrati venerdì mattina in Duomo a Treviso. Ed è ripartita la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzata da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Cambio di passo sul futuro della linea ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo di Cadore. Dopo settimane di tensioni politiche e accuse incrociate, il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la mozione che richiede un tavolo urgente con Ferrovie dello Stato e Regione Veneto. Obiettivo: ridurre gli anni di chiusura della tratta e garantire un servizio ferroviario stabile verso la montagna. Clima più disteso e decisione condivisa questa volta nel Consiglio provinciale di Belluno. La mozione sul futuro della linea Ponte nelle Alpi Calalzo di Cadore è stata approvata all'unanimità, ribaltando l'atmosfera tesa che aveva caratterizzato la seduta dello scorso 4 novembre, quando il tema posto dal gruppo Futura Centro-Sinistra bellunese aveva scatenato polemiche e ampliato la frattura politica che oggi, almeno sul piano del voto, sembra ricomposta. Nel merito, il testo approvato fotografa una situazione considerata insostenibile. Secondo documenti ufficiali che RFI ha inviato al Comune di Pieve di Cadore, i lavori di manutenzione e potenziamento della tratta avviati nel 2019, attesi in conclusione nel 2025, rischiano di protrarsi fino al 2030 con una chiusura di 6 mesi all'anno. Tuttavia, anche dopo la fine dei cantieri straordinari, sarebbero previsti ulteriori 3 mesi di stop annuale per manutenzioni ordinarie, numeri che per l'Aula rendono impossibile un servizio affidabile per pendolari, studenti e residenti, oltre a indebolire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contrasto allo spopolamento delle aree montane. La mozione impegna ora il Presidente della provincia a promuovere un tavolo di confronto con RFI e Regione Veneto, chiedendo 2 garanzie precise: concentrare i cantieri in un arco temporale più breve, riducendo gli anni di chiusura, e assicurare che una volta completati i lavori la linea sia operativa tutto l'anno, con interruzioni limitate alle necessità tecniche. Il documento sarà inviato anche al Ministero delle Infrastrutture, alla Commissione Trasporti della Camera, mentre il Consiglio provinciale chiede di rimanere costantemente aggiornato sugli sviluppi. Un voto unanime che non cancella le tensioni delle scorse settimane, ma che segna un passo politico importante su una delle infrastrutture più strategiche per il bellunese, che limitatamente al periodo olimpico vedrà i collegamenti potenziati dal bellunese a Padova e Venezia. Dal 4 febbraio al 15 marzo, treni diretti da Belluno ogni ora fino oltre a mezzanotte. Tensione ad Anzu di Feltre, dove un uomo di origine nigeriana domiciliato a Montebelluna è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di spaccio. Individuato vicino ad un bar durante un presunto incontro con un cliente, avrebbe tentato la fuga ingaggiando una colluttazione con i militari e un carabiniere è rimasto lievemente ferito. La perquisizione ha portato al sequestro di oltre 30 grammi di cocaina già divisi in dosi. Dopo la convalida, il giudice ha disposto per l'uomo il divieto di dimora nella provincia di Belluno e l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Dal 5 dicembre tutti i servizi sanitari saranno implementati in vista dell'avvio della stagione invernale, mentre un esercito di professionisti, mezzi e strutture è pronto a scendere in campo per l'evento olimpico.
Una stagione invernale speciale per la straordinarietà dell'evento olimpico. La sanità bellunese è pronta ai blocchi di partenza per affrontare al meglio delle sue possibilità il rush verso Milano-Cortina 2026. Quest'anno 2 percorsi paralleli, uno classico e l'altro olimpico. È proprio così, uno classico, quello che praticamente facciamo ogni anno, aggiungendoci sempre qualcosa in più. Faccio ricordare per esempio l'ampliamento delle attività dell'elisoccorso, che l'anno scorso si è limitata in un mese, 20 dicembre e 20 gennaio, e quest'anno invece sarà presente Falco 2 dal 5 dicembre fino a fine marzo, quindi una presenza importante. L'altro percorso è quello appunto olimpico, che si affianca al percorso classico e che ci vede impegnati proprio principalmente per l'assistenza durante le gare. Soccorsi classici e soccorsi in pista garantiti in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Soccorso Alpino. Quanto all'impegno olimpico, task force di personale, strutture e mezzi, focus sul Codivilla Policlinico Olimpico, eredità fra le più importanti nel post giochi invernali. Sarà un ospedale con 86 posti letto, questo prevede la programmazione, 20 posti letto sono di area medica, con dei posti dedicati alla sindrome chimica multipla, al piede diabetico, con posti dedicati alla cardiologia, alla pneumologia. Poi avremo 46 posti di chirurgia, dei quali appunto in parte dei surgery, in parte ortopedia e traumatologia, e poi 20 posti di area riabilitativa. I test sull'organizzazione sanitaria eseguiti a novembre hanno già dato risultati soddisfacenti. Durante il mese di novembre abbiamo approfittato delle prove che le varie squadre di bob, slittino e skeleton hanno fatto sulla pista da bob, e quindi siamo stati presenti per appunto dare assistenza sanitaria, e quindi è stato veramente un test di prova veramente importante. Intanto dal 15 al 18 dicembre ci sarà un'ulteriore possibilità di verificare la macchina sanitaria in Val di Zoldo, sulle cui piste si svolgeranno le Universiadi con la partecipazione di 400 atleti da tutta Europa. È sempre 25 novembre, quello che ogni anno viene usato come appello in occasione della giornata di contrasto alla violenza contro le donne. La Polizia di Stato ha deciso di declinarlo con un'iniziativa concreta. Da domani e fino all'11 dicembre il territorio provinciale farà da sfondo ad una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Questura di Belluno nei mercati settimanali di alcuni dei principali comuni. Operatrici specializzate saranno presenti con un punto di ascolto con l'obiettivo di avvicinare donne e uomini per favorire l'emersione di situazioni di violenza. Si inizierà domani da Agordo, quindi venerdì Longarone, lunedì festa dell'Immacolato Cortina, mercoledì 10 Tai di Cadore a Pieve, l'11 dicembre a Sedico. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo.